Buon pomeriggio e ben trovati. Il nostro Sicilia 24 Focus di oggi torna ad occuparsi del caso di Filippo Mosca. Ne abbiamo parlato tanto anche nei nostri telegiornali. Abbiamo deciso di seguire questo caso un po' con il cuore sospeso, in linea con quanto è lo stato d'animo della sua mamma, dei familiari di Filippo Mosca, il giovane di Caltanissetta che in questo momento si trova detenuto in Romania. L'accusa pesante, un'accusa che la famiglia ha sempre rifiutato, un'accusa per la quale Filippo si è sempre dichiarato innocente. Il traffico internazionale di stupefacenti, e per questa accusa in questo momento deve scontare per la giustizia romena 8 anni e 3 mesi di reclusione. Ci sono delle tappe che si avvicinano, di questo parleremo, lo faremo con la mamma di Filippo Mosca, in questo momento collegata dall'Inghilterra. Il buon pomeriggio Ornella Matraxia. Buon pomeriggio, grazie Roberto. A seguire questo caso, peraltro era stato anche autore di una interpellanza proprio per questo caso che palesava insomma un trattamento assolutamente inconcepibile nel carcere di Porta Alba a Costanza, era stato il senatore Salvo Mallemi, con il quale mi collego. Buon pomeriggio Mallemi, vice capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia e componente della Commissione Giustizia. Ben trovato. Buonasera a voi, grazie. Allora, un caso, andrei subito da Mallemi, un caso tra i tanti. Sallemi. Pronto? Sallemi con la S. Sì, Sallemi. È arrivato. Mi sento male allora. È arrivato con uno Skype. Ho un ritorno negativo, quindi sento in parte quello che dite. Però era con la S, giuro. Allora. Salvo Sallemi, era stata sua cura presentare un'interpellanza proprio per quello che è il caso di Filippo. Era detenuto in un carcere nel quale le condizioni di vita erano inaccettabili, adesso si trova invece a Bucarest, ma mi sembra che anche lì la situazione non sia delle migliori. Qual è al momento la situazione di Filippo? Innanzitutto fatemi permettere... Prego. Sallemi. Prego, non ho capito a chi era rivolta la domanda. A Sallemi, che aveva seguito il caso e che si era rivolto naturalmente. Prego Sallemi. La vicenda giudiziaria di Filippo Mosca e dei suoi amici ha suscitato il mio interesse da subito e ciò è dovuto, e devo dire, soprattutto grazie alle battaglie della madre, la quale è riuscita ad attirare l'attenzione, diciamo, dei mass media, non solo a livello politico, ma anche a livello comunicativo, e non era facile affrontare questo tema perché, se ricordate, nacque in Costanza, l'eclatanza arrivò in Costanza del caso Salis. È riuscito a ottenere delle vittorie da un punto di vista dell'esecuzione della pena che non erano del tutto scontate. E come è stato poc'anzi detto, in data 12 marzo 2023 ho depositato un atto ispettivo al Senato indirizzato al Ministro della Giustizia, al Ministro degli Esteri, proprio in virtù delle segnalazioni della madre in riferimento ai 2 ragazzi, sia Filippo e sia, mi pare, Luca, se non mi sbaglio. Sì. E avevo proprio evidenziato che lo stato detentivo per quanto riguardava la struttura penitenziaria di Porto Alba era uno stato non corrispondente comunque a un paese che, voglio ricordarlo, fa parte dell'Unione Europea, quindi era evidente e necessario segnalare questo. Credo che il trasferimento avvenuto a maggio dal carcere di Porto Alba da Costanza a Bucarest sia stata una vittoria squisitamente della madre, ma anche dei colleghi avvocati che sono riusciti comunque a ottenere un risultato impostando secondo me un tipo di difesa da un punto di vista giusta e anche tecnica da questo punto di vista. Come ebbi modo a dire però in un collegamento, mi pare, non so se la signora ricorderà, noi abbiamo avuto modo di confrontarci in un collegamento televisivo, purtroppo la questione afferente il potere giurisdizionale di uno Stato sovrano come lo Stato rumeno non può essere condizionato da un'ingerenza da parte del governo italiano, soprattutto a livello diplomatico. Quindi lì noi non potevamo intervenire. Occorreva necessariamente che si arrivasse a una sentenza definitiva o quantomeno che i magistrati rumeni acconsentissero affinché si potesse trasferire la pratica detentiva riguardo Filippo ai giudici italiani, e quindi in questo caso mi pare che è quello che è avvenuto, nel senso che il Ministero della Giustizia ha incassato questa richiesta
l'ha trasmessa alla Corte di Appello di Caltanissetta, che è la corte competente per territorio, e il giorno 4 dovrebbe esserci questa trattazione. Quindi dopo una breve Camera di Consiglio mi auguro che a questo punto i giudici siano orientati sulla scelta più giusta, che dovrebbe essere quella di consentire una detenzione di Filippo Mosca in Italia e anche di Luca Camilleri. Questo è lo stato ad oggi. Sì, senatore, allora, posto che chiaramente rivangare ormai serve assolutamente a poco, no? E recriminare altrettanto, però io ho sentito più volte dalla voce di Ornella Matrachia, che è stata una combattente in nome della verità, perché era quello che lei voleva fare arrivare, ho sentito più spesso dire siamo stati lasciati soli. Vogliamo capire da Ornella in che senso? Intanto ringrazio il senatore Sallemi per essere qui adesso e per l'impegno che comunque ha profuso. Ci siamo sentiti in altre circostanze ed è stato sempre davvero molto disponibile all'ascolto. Purtroppo oggi ci troviamo spezzati ogni giorno di più, soprattutto Filippo lì in Romania, dal punto di vista fisico e dal punto di vista psicologico, perché come diceva Roberta, è una sentenza inaccettabile sotto tutti i punti di vista. Quando mi si dice, si risponde, e io questo lo comprendo assolutamente, che non si può entrare nel merito di una vicenda giudiziaria di un paese straniero, da una parte lo capisco, dall'altra no. Nel senso che nel momento in cui io quello che ho chiesto fin dall'inizio era quello di avere un equo processo, un giudizio giusto che valutasse la situazione di Filippo, cosa che non è stata fatta in primo grado e cosa che non è stata fatta neanche nel secondo grado. Quando io porto all'attenzione dei media e anche dell'Italia, quindi del governo italiano, la situazione assurda è un'accusa assurda, è sulla base di bugie e manipolazioni da parte della polizia rumena. Io mi aspettavo quantomeno un rapporto, come si dice, un interesse che potesse sfociare poi in delle azioni puramente diplomatiche, perché poi alla fine solo su quello io potevo contare, sul fatto di avere il sostegno da parte del mio governo per quanto riguarda anche la vicenda giudiziaria di Filippo, cosa che purtroppo non ho visto, non ho assolutamente visto. Le condizioni di detenzione restano comunque veramente estreme. Filippo anche a Rahova, per quanto siano migliorate, perché comunque è stato spostato in una stanza più piccola, comunque restano estreme, comunque restano inaccettabili. Io mantengo mensilmente mio figlio, l'alimentazione di mio figlio che resta a base di scatolette ed insaccati, perché lui non vede un pasto caldo da ormai 1 anno e mezzo. Dove dobbiamo anche comprare l'acqua, perché anche l'acqua non viene data dal carcere né a Portalba né a Rahova, e dove io ho potuto abbracciare mio figlio solo lo scorso mese, dopo 1 anno e mezzo di detenzione, in un regime durissimo. Ecco, Ornella, un attimo. Ornella, chiedo scusa, fermiamo un attimo questo dialogo, questo suo intervento, perché volevo anche sentire il senatore Sallemi, che peraltro insomma in questo momento in un momento delicato dovrà tornare in aula. Allora, senatore, è chiaro, la mamma grida il suo dispiacere probabilmente per non essersi sentito in qualche modo appoggiata. Mi sembra di aver capito che nemmeno dall'ambasciata appunto italiana lì in Romania ci sono state delle figure di presenza anche durante le udienze. Mi sembra che insomma questo sia da dire. Senatore, a lei. Se posso interromperti velocemente. Sì, velocemente, però sentiamo. L'ambasciata. Sì. Sì, velocemente. L'ambasciata rumena è stata buttata fuori dall'aula dell'udienza di appello, perché
finalmente erano stati presenti, sono venuti a presenziare all'udienza di appello, i giudici li hanno buttati fuori e hanno deciso di fare l'udienza a porte chiuse. Questo è Questo è stato per un'altra me. cosa importantissima, senatore, questo sicuramente non depone bene, no? Ma innanzitutto io sono perfettamente consapevole di quello che la signora sostiene, delle difficoltà che vive e delle difficoltà che vive il nostro concittadino. Purtroppo, per quanto possa essere incomprensibile, realmente noi non abbiamo potere di incidenza da un punto di vista diplomatico per quello che riguarda la giurisdizione rumena. Ripeto, solamente una flessione da parte dei giudici rumeni, che mi pare nel bene o nel male ci sia stata, con il trasferimento e con la possibilità di trasferire, diciamo, il fascicolo riguardante Filippo al Ministero della Giustizia, possa consentire un passo avanti in questa storia. Ma realmente non c'è la possibilità di incidere. Questo non vale solamente per Filippo, io vorrei che la signora lo so, lo comprenderà, ma vale anche per i 2663 italiani che si trovano in tutta Italia in uno stato comunque di attesa, il 35% è proprio in attesa di giudizio. Voglio fare un esempio, anche sul caso Patrick Zaki e Chico Forti non ci fu una evidente percezione di un'attività diplomatica che comunque è esistita e poi ha portato i suoi risultati. Io credo che se qualcosa si è mosso soprattutto per l'interesse della madre e dei suoi avvocati, che hanno optato per una strategia difensiva che ha avuto dei risultati. Ma credo che in maniera silente anche la nostra diplomazia avrà fatto la sua parte. Ripeto, noi abbiamo a che fare con un paese dell'Unione Europea, il quale e dove e soprattutto nei confronti del quale alcune eccezioni vanno sollevate davanti alla Corte di Giustizia europea. Purtroppo è un percorso squisitamente giuridico. La diplomazia può solamente tentare di dirottare ciò che può avere un minimo di flessibilità. Tutto ciò che è ancorato alla rigidità del processo e della sovranità che appartiene, ahimè, a quello Stato è difficile da scalfire. Questo è il tema principale di questa faccenda, purtroppo. Sallemi, la lascio, le chiedo un'ultima cosa e poi mi congedo da lei. Le chiedo un'ultima cosa. Ecco, apriamo i possibili scenari, perché giorno 4, l'abbiamo detto, il Tribunale di Caltanissetta, la Corte d'Appello di Caltanissetta, per competenza, diciamo, territoriale, esaminerà questo caso. Qual è lo scenario che si può aprire per questo giovane siciliano? Ma io penso e mi auguro che i giudici giorno 4 opteranno, e ne sono convinto, perché non credo che esistano elementi che possano comunque dirottare i giudici da questa scelta. Voglio dire, noi abbiamo un sistema penitenziario che garantisce l'esecuzione della pena in assoluta sicurezza ed è una garanzia, la prima garanzia che chiedono gli Stati quando concedono la possibilità di espiare la pena in uno Stato diverso dove è stato commesso il reato e dove si è stato sottoposti a processo. Quindi credo che non ci siano elementi ostativi sul fatto che, voglio dire, i giudici della Corte d'Appello di Caltanissetta non considereranno questa possibilità, e credo che possa essere quello l'unico scenario percorribile che ci dobbiamo auspicare tutti. Bene, una Gli volta altri scenari qui significa il rigetto e quindi la possibilità di non poter ottenere la spiazione della pena in Italia, che è un'ipotesi che io non voglio neanche pensare, visto il risultato in cui si è arrivati adesso, ripeto, soprattutto grazie alla costanza della madre e della difesa, che è riuscita a scardinare un meccanismo e fino adesso a ottenere una piccola flessione. Io credo che il giorno 4 questa storia possa trovare una soluzione migliore per i due detenuti, che secondo me è giusto che espino la pena nel proprio territorio, nella propria nazione. Senta, la Corte europea, quali sono, quali sono le possibilità, secondo lei, che possa accogliere questa richiesta di aiuto rispetto alla richiesta di un processo giusto, come dicono gli avvocati e la madre del ragazzo e dei ragazzi? Ma qua ci sono due profili, qua non si tratta solamente di un processo giusto. Vede, il processo che è giusto o non è giusto lo stabilisce il procedimento che si è svolto in Romania, che è stato contestato perché si è ritenuto non essere un processo equo. Per esempio c'è stato un problema sulla traduzione, ho saputo e ho capito che il traduttore non conosceva il dialetto siciliano e quindi probabilmente il ragazzo parlava in siciliano e quindi non è riuscito a tradurlo, creando delle difficoltà interpretative da parte dei giudici, e questo qua, almeno da quello che mi risulta, limita il diritto di difesa del ragazzo o di chiunque si trovi in quella situazione. Il problema è anche un problema di corretta detenzione, che deve rispettare i diritti del detenuto, e dalle foto che ho visto le carceri
rumene non sono in queste Appunto, quindi io mi condizioni. domando, mi scusi Sallemi, ma com'è possibile che esistano carceri di questo genere? Voglio dire, com'è possibile che si ammetta in Europa l'esistenza di carceri lager di questo genere? Sulla base di questo credo che bisogna tenere in essere polemico. No, non voglio essere polemico, però dico una cosa per essere chiari. L'Europa è governata da un governo di centrosinistra. In Italia per molto meno, e i nostri carceri non sono minimamente paragonabili a quelle che sono in Romania, veniamo attaccati dalla sinistra, mentre in Europa si consente quello stesso governo di fare in modo che esistano carceri di questo tipo. Il problema non va posto a noi, il problema va posto in Europa. E secondo me è una cosa assolutamente illogica. Assolutamente, ma infatti è chiaro che la mia era una domanda assolutamente quasi retorica, no? Rispetto a una risposta che mi attendevo, è ovvio. Bisogna anche considerare, insomma, che questo giovane ha anche, come dire, una testa, un cuore, si sente ingiustamente detenuto e sta vivendo un incubo. Quindi noi ci auguriamo che Filippo tenga duro, e ci auguriamo insomma che ci sia tutto il sostegno possibile, non quello impossibile, ma quello possibile, perché un italiano possa essere trattato da essere umano intanto, prima di tutto. Senatore Sallemi, grazie infinite per la sua partecipazione. Io so che lei continuerà a seguire questo caso, ce lo siamo detti privatamente. Voglio che Ornella resti con noi, perché Ornella ha vissuto un momento di abbraccio di grande intensità con suo figlio, e anche quello va assolutamente considerato in questa vicenda. Grazie senatore, le auguro buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. Grazie. E auguri alla signora e a suo figlio. Ornella resta con noi, torniamo tra un attimo. Allora, siamo tornati in studio, abbiamo avuto il senatore Sallemi in collegamento, però vorrei tornare su Ornella Matraxia. Ornella, io vedevo che tu facevi di no con la testa quando il senatore parlava delle trascrizioni da parte dei giudici romeni, e Sallemi ha detto non conoscevano il dialetto, forse non conoscevano proprio la possibilità di tradurre in italiano, o c'è un... Come? Allora, io adesso finalmente posso essere anche abbastanza chiara nelle mie affermazioni, e ti posso chiaramente dire, sinceramente dire, che lì non è neanche stato un problema di non capire o non essere in grado di tradurre, ma piuttosto di manipolare un'intera conversazione, capito? Perché questo è quello che è successo. Sì, ci sono stati dei passaggi in cui i ragazzi parlavano in siciliano, ma veramente pochissimi passaggi in cui si parlava in dialetto. Per lo più è stata una conversazione assolutamente chiara. Noi abbiamo i video, noi abbiamo le registrazioni, e quindi era impossibile che loro commettessero quegli errori, perché errori non sono stati. C'è stata una chiara volontà di dare una direzione specifica di colpevolezza da parte della polizia, avallata poi dai giudici in primo grado ed in secondo grado, perché non si può leggere, non posso leggere in una sentenza che mio figlio Filippo, e testuali parole, per quanto meno coinvolto, ha comunque una responsabilità. Questo meno coinvolto, l'impianto accusatorio si basa su una bugia. La bugia è che Filippo si trovasse in Romania e si trovasse segnatamente nell'appartamento in cui originariamente dovevano arrivare queste sostanze stupefacenti. Filippo non si trovava in Spagna quando è partito il pacco, non si trovava in Romania quando è arrivato. Abbiamo presentato la documentazione a supporto di quanto sto affermando adesso, e non è stata minimamente considerata né nel primo grado né nel secondo grado. Quindi qui è stato accusato di traffico internazionale sulla base del nulla.
del Ok. nulla. Quindi Allora, Ornella, noi diamo per scontato i fatti, ma il nostro pubblico magari non ricorderà. Siamo partiti subito con Sallemi sul fronte, diciamo, della situazione a cioè, oggi, ok? Allora, tuo figlio parte per la Romania per passare una vacanza, 3 giorni, 2 giorni, sì, quello che dovevano essere, con la fidanzata, con un amico e praticamente una vive coppia di amici. una coppia di amici. Vive questi 3 giorni, un concerto, le foto in spiaggia, insomma, ragazzi normali che vivono un momento di spensieratezza. Eccolo qua. Succede però l'imponderabile. Loro lasciano il loro albergo, è giusto, naturalmente nel quale avevano fatto la loro prenotazione, e a un certo punto Certo. ricevono una telefonata di un'amica con la quale si erano raccordati per vedersi in quei giorni lì in Romania, che chiede un aiuto. Devo lasciare il mio appartamento, la mia albergo in Romania, non posso ricevere un pacchetto che doveva arrivare prima, ma che non è arrivato, e il pacchetto doveva arrivare dalla Spagna. Posso far lasciare il pacchetto nel vostro albergo? Mi aiutate, no, a prendere questo pacchetto? E allora tuo figlio con la fidanzata e con l'amico dicono: guarda, siamo partiti, però stai tranquilla, torniamo indietro, abbiamo appena lasciato le stanze, ma torniamo indietro e ti aiutiamo in questa cosa. In questo pacchetto dovevano esserci oggetti, monili, così lui sapeva. E invece trova in questo albergo la polizia, perché in questo pacchetto in realtà c'erano stupefacenti. Di che entità stiamo parlando? Di 150 grammi, tra marijuana, ketamina e MDMA. Questo Erano 100. pacchetto era destinato, però aveva un destinatario, giusto? Sì, E sì, chi sì, era sì, il destinatario? era la ragazza. La ragazza. Esatto. Quindi la ragazza, che tra le altre cose in immagini che sono state catturate proprio lì quando i ragazzi sono stati portati ovviamente dalla polizia in caserma, diceva: non vi preoccupate, è solo colpa mia, non succederà Sì, niente. lo ha detto costantemente, ce lo ha detto costantemente a più ripresa, in qualsiasi udienza processuale, cioè lei ha sempre sostenuto, addirittura lei ha rinunciato al patteggiamento per difendere Luca e Filippo, perché se avesse patteggiato, se avesse riconosciuto, le avrebbero concesso uno sconto di un terzo della pena. Lei ha rifiutato a questo sconto perché si presupponeva che lei dovesse riconoscere anche il coinvolgimento di Filippo e di Luca, e lei si è sempre rifiutata. Per cui, e tra altre cose, ricordo che lei è ancora in Romania e sono 3 ragazzi che stanno soffrendo maledettamente in questo momento. Ecco, la pena attribuita a questa ragazza è superiore a quella attribuita a tuo No, figlio? uguale, E come mai, visto che uguale. c'era una minore responsabilità, secondo i giudici, da parte di Filippo? Perché secondo il giudice gli effetti comunque sono stati sono stati gli stessi, Cioè il traffico. per cui tutti e 3 i ragazzi hanno avuto 8 anni e 3 mesi di reclusione per 150 grammi di sostanze stupefacenti, di cui più della metà a basso rischio. Allora, abbiamo raccontato di nuovo, mi racconti quando l'hai visto, quando l'hai abbracciato, perché io vorrei sapere come sta Filippo. Io l'ho abbracciato lo scorso mese, sono andata. Con il cuore a 1000? Probabilmente. Con il cuore a 1000? Sì, è stato un momento meraviglioso che noi aspettavamo davvero da tanto tempo, perché ci mancava proprio questo contatto fisico, no? C'era stata sempre negata la possibilità, ci siamo sempre visti da dietro un vetro, per cui l'emozione è veramente stata inimmaginabile. Ho pianto tantissimo e lui cercava di rassicurarmi, amore mio, di dirmi che comunque sarebbe andato bene, che sarebbe andata a posto. E quindi sì, c'è stato questo abbraccio veramente sentito con ogni fibra del nostro corpo. Mi ha fatto vedere il suo corpo
distrutto dai morsi delle cimici perché lui non riesce a dormire la notte, perché le celle sono invase dalle cimici, i materassi sono invasi dalle cimici. Per cui quando mi si dice che le condizioni sono migliorate e io devo scuotere per forza la testa, perché in realtà così non è. Cioè Filippo sta facendo carcere duro, Filippo non sta facendo nessun tipo di attività, trascorre 22 ore su 24 dentro questa cella, legge tantissimo, ma ormai psicologicamente è davvero, davvero arrivato. Quando io uso la parola spezzato è perché veramente lui è spezzato. Io non vedo un suo sorriso, non sento una sua risata da tempo immemorabile. E anche la speranza ormai È ha flebile. lasciato, È flebile. sì, molto, molto, perché io ripeto spesso in questi giorni quando parlo di Filippo che il detto meglio 100 colpevoli fuori che un innocente dentro è assolutamente vero. Perché non ci si può rassegnare, perché anche il trasferimento, anche dopo il trasferimento, Filippo dovrà scontare una pena non giusta anche in Italia. Cioè, per cui come fai? Non riesco neanche più a infondergli speranza o a infondergli positività, perché lui è quello che mi risponde: sì, le condizioni miglioreranno, ma io sto scontando 8 anni di Della vita. sentenza per qualcosa che io non ho fatto. Cioè, gli hanno rovinato la vita e hanno rovinato la vita a tutti noi, perché 8 anni sono pesanti, sono veramente pesanti. E il fatto che anche l'Italia non ci possa venire in soccorso in nessun modo possibile, posso capirlo dal punto di vista della legge, eccetera, però io mi chiedo: è davvero giusta questa legge? È davvero c'è giustizia? Perché io ci ho creduto, ho veramente creduto che si potesse fare qualcosa, che una cosa del genere, uno scandalo così grande, avesse il potere di colpire le coscienze di chi poteva in qualche modo, e invece così non è stato. I miei appelli sono... Ornella, Sì. io ti ringrazio, dobbiamo salutarci. E, noi ci risentiremo naturalmente, seguiremo con grande Io ti cuore. ringrazio tantissimo. Ti dico soltanto una cosa che probabilmente, anzi sicuramente non serve a niente in questo momento, quando dicevo a Sallemi speriamo che questo ragazzo tenga duro insieme al suo compagno di disavventura, insieme all'altra ragazza, che tenga duro psicologicamente. È comunque sempre importante che ci sia un traguardo, qualunque esso sia, che adesso il traguardo sia in ogni caso rimettere piede nel suo paese. Comunque potrebbe essere in ogni caso un altro step, quindi cerchiamo di trovare, troviamo la positività in questa storia. Grazie Ornella Matraxia, e ci sentiamo certamente in questi giorni. A tutti voi che ci avete seguito, naturalmente grazie. Il nostro Sicilia 24 Focus torna come sempre domani.